Euroregione News. Gruppo Friuli, ti assicuro, starai tranquillo. Una nuova società che nella nostra regione ha unito le forze sotto il nome di Gruppo Friuli Assicurazioni, con 2 agenzie a Udine, una a San Daniele del Friuli, Butrio, Cividale, Gonars, Manzano e Tricesimo. Presidente è stato nominato Angelo Migliorini. Gruppo Friuli Assicurazioni nasce il 9 giugno 2020, proprio in un periodo particolare come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo relativo al Covid, e ciò significa anche essere e mettersi insieme, perché proprio in questa fase riteniamo che costruire il gruppo aiuti anche ad affrontare questa situazione molto particolare che fino ad ora non abbiamo vissuto. E quindi il Gruppo Friuli a servizio di tutto il territorio, dei propri clienti e del mercato assicurativo. A proposito di Covid e crisi conseguente, che consente di essere a fianco delle imprese, perché noi svolgiamo anche un servizio di carattere sociale, ma non solo alle imprese, ma alle famiglie e ai turisti di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia che frequentano la nostra regione ed oggi probabilmente anche con preoccupazioni e paure. L'esperienza del Covid poi ci ha fatto maturare un altro aspetto importante, il bisogno non solo di polizze assicurative ma anche di servizi. C'è un tema poi molto vicino anche alla responsabilità e alle responsabilità del datore di lavoro per i danni da contagio e la tutela di chi si ammala. Quindi ritengo che in questa fase quanto noi stiamo facendo professionalmente sia di estrema importanza, ma il settore assicurativo ha bisogno di caratterizzarsi proprio in questo momento non solo come distributore di polizze, ma qualità di servizi a favore della collettività. La nostra esperienza Gruppo Friuli riteniamo sia un esempio importante anche per le imprese. Lo dicevo prima, mettersi insieme e affrontare insieme una situazione particolare come questa. Ritengo in questi giorni, frequentando le nostre città balneari ma anche la montagna, vedo una delle aree importanti, un settore importante ad esempio come il turismo, che soffre sicuramente molto. C'è un'esigenza di capire quali sono poi i servizi che siamo in grado di prestare in questa situazione di emergenza. Allora anche qui probabilmente gli albergatori, i commercianti, i ristoratori, pur nel rispetto delle regole che oggi devono esserci per la incolumità di tutti noi e della salute, bisogna che pensino insieme come migliorare la qualità del servizio e come poter ricevere in sicurezza in questa regione tutti i turisti e quindi il settore economico più importante della nostra regione. E quindi mettersi insieme, socializzare attraverso le associazioni di categoria, con un confronto diretto attraverso esperti professionisti, un tema che oggi è importante. Essere chiari, dare alle imprese informazioni, ma rendere anche sensibile il concetto di prevenzione, che ritengo sia importante, perché in questo momento non dobbiamo solo affrontare l'emergenza, dobbiamo dall'esperienza vissuta affrontare anche l'eventuale situazione che potrà ripresentarsi. Dobbiamo essere pronti quindi con la coscienza, con la forza del stare insieme, di mettersi insieme per migliorare una qualità del servizio che probabilmente sino ad oggi non c'era stato permesso e non eravamo stati messi alla prova per una situazione così pesante e così importante come quella che stiamo vivendo. Anche il gruppo Unipol che noi rappresentiamo nel territorio in questa situazione d'emergenza Covid ha costruito dei progetti importanti. È ritornato ai clienti un mese di polizza assicurativa RC Auto, proprio perché è stato considerato che i mezzi sono stati fermi, e anche questa è una grande iniziativa di elevato spessore sociale.
Il secondo aspetto in emergenza è stato posticipare la copertura assicurativa a 30 giorni delle polizze dai 15 giorni contrattuali normali che ci sono, e anche questo per aiutare le famiglie ma anche le imprese e gli artigiani e le industrie ad affrontare in possibilità ad adempiere ai impegni subito e posticipando il periodo di carenza. La terza azione fondamentale e importante è stata quella di prestare quei servizi erogati da una società specializzata, storicamente in 21 anni all'interno del gruppo Unipol, Unisalute. Unisalute, compagnia assicurativa non rimborsuale ma assistenziale, nel senso che assiste attraverso i propri servizi con una centrale operativa che ha a disposizione H24 medici e specialisti, tutti quelli che sono i servizi di assistenza integrati anche al convenzionamento in tutta Italia di strutture sanitarie pubbliche e private con la quale si erogano servizi e si aiutano i cittadini a entrare in una rete a condizioni e a organizzazione efficiente ed efficace. In Friuli Venezia Giulia Unisalute ha in convenzionamento le strutture ospedaliere e molti anche poliambulatori privati specializzati. Che cosa ha fatto Unisalute come importanti servizi, seppur dovendo studiare la materia ma in molta fretta, si è distinta nel mercato per aver presentato innanzitutto una polizza Covid per tutti i dipendenti delle imprese, dove i datori di lavoro, i presidenti delle cooperative di questo territorio, che sono tra i nostri top client, Ideal Service, Astercop, attraverso il gruppo Friuli Assicurazioni, con la collaborazione di Assicop Friuli Venezia Giulia, una copertura per tutti i dipendenti, una diaria da ricovero nel caso in cui ci fosse stata positività Covid di 100 euro con una franchigia di 3 giorni, e la copertura viene corrisposta per un massimo di 10 giorni per assicurato e per periodo assicurativo. Una diaria forfettaria di 3.000 euro per la convalescenza a seguito di dimissioni dall'istituto di cura quando l'assicurato sia stato ricoverato in terapia intensiva con intubazione. E io ritengo personalmente l'altro importante servizio, l'assistenza. Ecco, qui sottolineerei l'importanza: informazioni sanitarie telefoniche e pareri immediati da parte dei medici. L'assistenza post ricovero nei 30 giorni successivi al ricovero, nel quale risulti positivo al Covid-19 l'assicurato dipendente, con diritto alle prestazioni di prenotazione di spese sanitarie, trasporto dall'ospedale al domicilio con un massimo di 1.000 euro, l'assistenza infermieristica specializzata domiciliare con un massimo di 20 ore. Consueling psicologico, perché ora il tema è anche aiutare le persone in difficoltà a superare questo particolare momento. Questa è stata la prima importante iniziativa che ha avuto effetto con il 20 di marzo e come periodo teniamo in copertura come prima fase di analisi fino al 31/12/2020. Il gruppo Friuli su questo ha fatto un lavoro importante, partendo dai propri clienti che prima citavo, ma anche molte altre imprese private. Siamo riusciti a mettere in sicurezza 6.500 lavoratori del nostro territorio, della provincia di Udine. Il secondo intervento, che di recente possibilità di prestazione di servizio, è anche essere vicini ai clienti che frequentano le imprese del territorio e che sono i parrucchieri, i bar, i ristoranti, estendendo questa copertura ai possibili, ci auguriamo di no, clienti in tutela che possono contrarre il Covid-19.
Anche questo significa essere vicini alle imprese, pensare al rilancio dell'economia e dare un segnale di serenità e di tranquillità in questo particolare momento. Tranquillità sempre legata a un tema più importante dei servizi, che ci auguriamo che ci siano sempre meno malati di Covid, ma che quindi continui la sicurezza, la prevenzione, l'uso delle mascherine e l'attenzione della distanza, in attesa, ci auguriamo che molto presto si superi il problema con il vaccino o con le soluzioni che stanno, e ci auguriamo arrivino al più presto anche nella nostra regione. In questi giorni nella stampa leggiamo che ci sono possibilità di accelerare alcuni percorsi, ma che a questo punto vanno bene per la nostra comunità, ma penso che ormai possiamo affermarlo, purtroppo devono valere per tutto il mondo coinvolto in questo momento particolare. Il terzo servizio, anche qua importante, perché la nostra regione, non vorrei sbagliarmi, ma penso che il turismo pesi nel PIL regionale intorno al 14-18%, è aver ideato, e qua va dato merito a una compagnia nazionale evoluta, attenta, sempre presente alle tutele e ai servizi, la polizia Covid per i turisti. I turisti italiani che vengono nei nostri centri turistici, penso a Lignano, a Grado, alla zona della montagna, Tarvisio, la parte della Carnia, dove anche qui 9 milioni di turisti frequentano la nostra regione. Ebbene, Unisalute ha pensato anche a questo con attenzione, dando la possibilità attraverso le associazioni di categoria, in questo caso degli albergatori, ma anche dei consorzi turistici o comunque delle strutture ricettive per quanto riguarda i turisti, di dare una copertura assicurativa a tutti i turisti che arrivano nella nostra regione, con sottoscrizione di un accordo quadro ad un costo di 5 euro per turista, una copertura che vale dal momento in cui il turista arriva nella nostra località e termina anche quando il turista rientra presso il proprio domicilio a casa per i successivi 60 giorni. Anche qui, riconfermando le coperture che dicevo prima, e sempre rivalutando un concetto dell'assistenza H24, perché parlando di Lignano sappiamo benissimo che funzionano i nostri servizi sanitari, ma non c'è un ospedale. Se parliamo di Grado non c'è un ospedale, e avere a fianco un servizio di questo genere 24 su 24, medici, specialisti a disposizione, ritengo sia un aiuto che rafforza il concetto di servizio nella nostra regione, che va a fianco a quell'eccellente già servizio sanitario che oggi viviamo serenamente per il momento. Ci auguriamo di non aver bisogno per questa situazione particolare, ma che viviamo in termini positivi. Quindi si conferma con i fatti una compagnia assicurativa, un gruppo assicurativo vicino al mondo della propria regione, mi piace definire così, alle famiglie, ai cittadini, alle imprese, agli imprenditori e alle persone che ospitiamo in questa nostra meravigliosa terra. Non solo polizze, ma servizi. Seppur noi siamo intermediari, secondo me è giunto il momento di pensare di essere anche intermediari di servizi, per garantire qualità, per garantire vero sistema di sostegno con azioni concrete che vanno ad affrontare, e insieme possiamo farlo, le situazioni anche più difficili come questa. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.